La Dunata Nazionale degli Alpini, che nel 2017 torna in Veneto, non è l'unico motivo che rende speciale questa giornata di commemorazione dei defunti al Sacrario Militare del Grappa. È anche la prima ricorrenza del 4 novembre che cade nel centenario della Grande Guerra. Qui, su quello che un secolo fa rappresentò il caposaldo della linea di difesa nazionale, si unì il sacrificio di tutti gli italiani. Questo è il nostro luogo della memoria, ma è il luogo della memoria non nostro nel senso solo di noi del territorio. Qui oggi con il Presidente della Regione Puglia e con le scuole della Puglia si dimostra che l'Italia è una, è venuta a sacrificarsi qui e quando c'è stato bisogno di sentirsi uniti, ecco il Grappa ci ha unito. Il nostro è un paese denso di culture e di mille sfaccettature che non rappresentano però un limite ma una ricchezza piena di punti di affinità, perché proprio attraverso occasioni come questa si riscopre un forte senso identitario che attraversa e unisce tutto lo stivale. Siamo accorti qui risalendo il Monte Grappa che il Monte Grappa ha una pietra molto simile alla pietra della Puglia, ha un meccanismo geologico identico a quello della Puglia e quindi non è stato un caso evidentemente che la brigata Barletta e la brigata Bari, che hanno combattuto proprio qui sotto, abbiano considerato questa terra come la propria. Una lezione di storia sul campo, una lezione di educazione civica che, pur attraversando diverse generazioni, si rafforza e acquista valore proprio quando ad essere coinvolti sono i più giovani. Sono qui con la delegazione dell'Istituto Comprensivo di Matino, la scuola in cui l'anno scorso ho seguito un percorso di eccellenza. Con questo percorso poi è servito a valorizzare, a rafforzare i noi studenti il senso di appartenenza alla nostra patria, l'Italia. La Puglia pagò le battaglie della Prima Guerra Mondiale con 30.000 caduti ed è solo una delle regioni italiane per cui il Veneto rappresenta una casa comune di memoria e valori. È stato molto bello oggi vedere dei ragazzi pugliesi accompagnati dal loro presidente della regione e da altre autorità pugliesi venire qui sul Grappa per capire che innanzitutto il paese è uno e insieme a paese unificato dobbiamo ricordare questi morti che hanno dato la vita per noi.